Le sorti della storia hanno reso difficile farsi un'idea esatta dell'esercito durante tutte le epoche, per non parlare poi della fine del Settecento, quando l'invasione napoleonica distrusse e assorbì tutto quello che restava delle forze armate venete, compresa la memoria. Verso la fine del 1700 il Senato iniziò a riorganizzare l'esercito della Serenissima Repubblica con concetti più pratici e moderni. La Serenissima nel 1788 disponeva di un esercito composto da circa 40.000 unità, organizzato con 18 reggimenti di linea, 10 reggimenti nazionali, più uno di compagnie sciolte. I territori, signori, dove venivano dislocate le truppe dell'infanteria veneta erano suddivisi in 4 riparti ed erano la terraferma, che comprendeva la Lombardia veneta con le province di Bergamo, Brescia, Salò e Crema, il Veneto con le sue province e il Friuli sino ai confini con la Cadria. Vi era poi il riparto della Dalmazia, che comprendeva l'Istria, parte della Croazia, la Dalmazia e l'Albania veneta. Il riparto del Golfo, che comprendeva le fortezze alle bocche di Cattaro, ora comprese nel Montenegro, ed infine il reparto di Levante con le isole greche sul mare Egeo e mare Ionio, quali Corfù, Cefalonia, la Morea, Candia e altre minori. È molto importante, signori, ricordarvi che tutti questi territori sono rimasti sotto il glorioso vessillo di San Marco mediamente 350 anni. I reggimenti veneti, signori, venivano conosciuti col nome del colonnello che li comandava, a parte gli ultimi 4 che presero il nome dalla loro città di provenienza, ed erano il 15° reggimento Rovigo, il 16° reggimento Treviso, che qui abbiamo schierato, il 17° reggimento Padova e il 18° reggimento Verona. Vi erano poi il reggimento Veneto Real, gli oltremarini, detti schiavoni, la cavalleria, con i dragoni e i croati a cavallo, i corazzieri, gli artiglieri, i bombardieri, il reggimento dell'Arsenal, il genio militare, le cernide ucraine, truppe queste territoriali a ferma volontaria, ed infine quelle che conosciamo tutti, la famosa marina da guerra veneziana, composta da circa 30.000 uomini. Il reclutamento della truppa veneta avveniva nei mesi di novembre, dicembre e gennaio ed era fatta dai capileva. La ferma massima era di 6 anni, portata successivamente a 9. I requisiti richiesti alle reclute erano avere un'età compresa fra i 16 e i 40 anni, un'altezza non inferiore al 1,60 m, essere, molto importante questo, di fede cattolica, e soprattutto non dovevano aver subito nessuna condanna penale. La paga mensile era di 8 ducati per il fante e di 8 ducati per il sergente e di 4 per il fante. I gradi presenti nell'esercito veneto erano i seguenti: feldmaresciallo, che fu dato una sola volta allo Schulenburg per l'eroica difesa di Corfù contro l'esercito turco. Massimo grado dell'esercito veneto era il tenente generale, paragonabile all'attuale capo di Stato Maggiore, seguito dal sergente maggiore di battaglia, suo aiutante di campo e di collegamento. Vi erano poi 4 sergenti generali, rispettivamente divisi per la terraferma, la Dalmazia, il Golfo e il Levante. Un grado particolare poi spettava solo ai nobili di terraferma ed era il brigadiere generale, che a sue spese doveva mettere in armi 100 uomini a cavallo. I gradi poi continuavano con colonnello, tenente colonnello, capitano, tenente, tuttora presente nei nostri eserciti. Pochi sanno, signori, e nessun libro di testo riporta le grandi battaglie combattute dall'esercito veneto nel 1700. Basti solo pensare alla battaglia di Corfù del 1717, dove 100.000 turchi dell'esercito ottomano tentarono di conquistare l'isola, allora presidiata soltanto da 5.000 fanti veneti. Una spedizione navale del capitano condotta dall'ammiraglio Angelo Emo nel 1784, finita contro i bei di Tunisi, finita con il bombardamento del forte di Susa.
Un'altra gloriosa pagina di storia veneta fu scritta nel 1797, porta il nome di Pasque Veronesi, conosciuta come la sommossa popolare, dove qui tutta la città di Verona e l'esercito veneto diedero prova del loro valore contro i giacobini francesi. A San Massimo, sempre contro i napoleonici, la truppa veneta al comando del colonnello Ferro, composta da 500 fanti del 16° reggimento Treviso, 250 dragoni a cavallo e un reggimento di schiavoni del reggimento Medi, riuscì anche qui a fermare l'avanzata francese e dopo sanguinosi combattimenti rientrò a Verona con 150 prigionieri francesi. Altre importanti battaglie furono quella di Desenzano, Brescia, dove il generale Maffei, dopo una vittoria iniziale, dovette ripiegare verso Verona, quella di Salò, Brescia, dove anche qui, signori, l'esercito veneto diede prova del suo valore contro i francesi. Posto! Allora, quello che potete vedere qua è l'esercito veneziano schierato. Questo è un dragon di stanza a Udine e è del comandante riportato a Udine e c'è la cavalleria che combatteva, si muoveva a cavallo ma combatteva per terra a piedi. Questo è il reggimento Savognà di stanza a Udine. Quello che vedi qua sono dei reparti di granatieri che è a distanza a Verona. Questo è il famoso tamburin, anche se tanti pensa che sia un sergente, in realtà era il tamburin identificato così. Quello che vedi invece in griso, in gris de fer, che lo chiamava così, è invece gli artiglieri. L'ultimo che vedi in fondo è invece un sciavon con la divisa da montura, da guerra, col cappello particolare. In realtà aveva tanti tipi di cappello. Questo è un cappello utilizzato in Albania, con l'Albania veneta. Ora che cedo perché spiegherà in dettaglio questo momento qua, soprattutto sui schiavoni. Posto? Spara. Reggimento Cremarini, conosciuti anche con il nome di schiavoni. Con questo termine si intendeva definire tutte quelle genti di religione cristiana che vivevano nell'oltremare veneziano. Erano i più tipici e famosi soldati della Serenissima, di nazionalità veneta e di lingua serba, croata, albanese o greca. Avevano un aspetto a dir poco pittoresco. Formavano 11 reggimenti che prendevano il nome dal loro colonnello, che solitamente era della loro stessa origine. Gli ordini venivano impartiti nella loro lingua nativa e tra di loro si chiamavano brate, che significa fratello. Avevano il comando a Zara, in Dalmazia, mentre a riva degli schiavoni, a Venezia, vi era il centro di smistamento delle nuove leve. Da questo per l'appunto essa prende il nome. Il loro attaccamento alla madre patria veneta era proverbiale. Ed è noto che il generale Bonaparte ponesse come condizione per non assalire le città il loro allontanamento. Il Senato Veneto riconosceva e ricambiava la loro fedeltà, trattandoli con il dovuto rispetto. Erano armati della famosa spada schiavona, molto pesante, a lama larga, di pistola ad avancarica, pugnale a lama lunga e di un fucile senza baionetta. Erano nati come fanti da mar per operazioni di sbarco e di assalto al naviglio nemico. Famosi per il loro coraggio in battaglia, non brillavano però per disciplina, tanto che nella città di Padova, dove eseguivano il servizio di vigilanza, vennero accampati fuori dalle mura per le continue risse di cui si resero partecipi. Per incutere maggior timore al nemico portavano lunghi capelli, incolti e si facevano crescere dei lunghi mustacchi. Avevano in dotazione 2 uniformi, una d'apparato d'alta montura composta da una giacca lunga rosso cremisi con risvolti blu e una giornaliera che qui vediamo indossata da un fante del 7° reggimento Medi, composta da una giacca corta, blu scuro con risvolti rossi cremisi. Portavano un copricapo di martora
o di faina, oppure il caschetto di fanteria, se erano della compagnia di Butrito. Intorno alla vita portavano una fusciata che poteva essere rossa o gialla, come pure gli alamari della giacca, a seconda del loro grado di appartenenza. Oh, fucile di spara! Mira, sacca, agarrando, via! Posto! Tanti signori, se stai infatti di resistenza, che ha visto durante l'invasione napoleonica partecipi i nostri sciamoni. Ma stasera mi voglio contare un fatto particolare. I primi del maggio del 1797, nell'isola di Poveglia, c'era a quartierai si esento sciamoni morlacchi. Stifanti che aveva a sa tutto per venire a difendere la sua madre patria. Gli aveva sa famiglia, gli aveva sa interessi e gli era pieno di entusiasmo perché voleva dargli a vita per la sua patria. Durante la rassegna delle truppe venete, degli ufficiali, l'ufficiale più alto in grado, Giuseppe Priuli, si ferma davanti a un oltremarino e gli domanda da dove che ne arriva. L'oltremarino viene fuori dai ranghi e al suo ufficiale e gli dice così: «Go servio tutta la guerra passata col fu cavaliere Emo. Quando che si sta fatta a pace, sono tornato a casa e go trova morti pare, mare e il fratello che mi restava. Go saputo che il mio principe che aveva da nuovo bisogno di me. Go sarà a porta di casa mia e sono venuto qua a dargli a me vita e a servirlo. Queste se chiave di a porta di casa. Te faccio dono, principe mio. Se vivrò, te mi darai in Dio quando che torno a casa. Se muore, te faccio dono di tutte le mie sostanze. Non può il Signore queste parole non commuoverne. Onor a Stifanti e a nostra patria, e ora Gavo suo difenda fino all'ultimo, anche a costo della sua vita. Tarvisio! Fidelis! Tarvisio! Fidelis! Tarvisio! Fidelis! Sì, spara, il rango, via!